la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi il direttore del giornale, Alessandro Sallusti, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Eccoci, buongiorno a tutti. Buongiorno, bentornato su Radio Libertà. Allora, tu sei da poco in libreria con un nuovo libro che si intitola L'eresia liberale per Rizzoli. Sì. Come dire, già il titolo implicherebbe una puntata di 2 o 3 orette, diciamo, no? Volendo. Tant'è che io mi ero anche preparato una, diciamo, premessa filosofica per introdurre il tema, ma poi ho cambiato radicalmente idea. Perché? Perché spesso, e il tuo libro credo ne sia una dimostrazione, c'è più verità nel caso, nel dramma o in un avvenimento particolare della vita di un singolo. È più facile poi reperire lì, no, la verità universale, piuttosto che partire con questioni di dottrina. Il tuo libro mi pare anche un continuo rimpallo tra la tua avventura biografica, professionale, personale e diciamo l'evoluzione politico-culturale del paese, ecco. Motivo per cui volevo partire da un momento preciso, saliente, che nel mio piccolo mi ricordo. Il momento è 1° dicembre 2012, ore 11:30, riunione di redazione del giornale, no? A quell'ora si fa la riunione di redazione, che è forse il momento proprio in cui c'è la libertà di stampa all'opera praticamente, no? Entrano le forze dell'ordine nella sede del giornale in via Negri per arrestarti. Ecco, volevo che partire da lì e che tu ricordassi con noi cosa ha significato quell'evento e perché c'entra con l'eresia liberale, ovviamente. Sì, tra l'altro era la prima volta che delle forze dell'ordine, io non ce l'ho con i poliziotti, i poliziotti stavano eseguendo un mandato di cattura emesso da un tribunale, quindi stavano facendo il loro lavoro, che non sempre è eroico. Però dicevo, era la prima volta che la polizia entrava dentro un giornale. I giornali, alla pari dell'università, sono ritenuti dei luoghi inviolabili, proprio perché rappresentano la libertà di espressione, che è la base di qualsiasi libertà. Senza la libertà di espressione non può esserci nessuna libertà, ovviamente. Eppure entrarono perché per arrestarmi, perché io avevo i direttori, come tu ben sai, essendo direttore, hanno anche, sono responsabili di omesso controllo, cioè non solo per quello che sono perseguibili non solo per quello che dicono e scrivono loro, ma anche per tutto ciò che è contenuto nel giornale, qualsiasi articolo, financo la pubblicità. Se una pubblicità viene ritenuta lesiva, va nei guai il direttore. Certo. E io era la 7ª volta che venivo condannato per omesso controllo, che è un reato che era stato immaginato nel 1936, codice Rocco, quando i giornali avevano 4 pagine e si presumeva che un direttore potesse verificarne parola per parola il contenuto. E Oggi quando peraltro non c'era la democrazia liberale, ecco, tra l'altro. Quando peraltro non c'era la democrazia liberale, e quando oggi è assolutamente impossibile che un direttore controlli parola per parola tutto ciò che pubblica. Pensiamo solo ai siti che sono online. Io cosa ne so adesso in questo istante, che cosa sa, quale parola c'è scritto sul mio sito. Comunque, siccome era la 7ª volta, il giudice dice, proprio è scritto in sentenza, Sallusti è un delinquente abituale, quindi deve essere arrestato. Che se nel paese esistesse la legge che dice che la 7ª volta perdi le attenuanti e quindi deve essere arrestato, uno dice vabbè, è un paese strano, però è la legge. No, non c'è nessuna legge. Quando io avevo commesso per la 7ª volta quel reato, Travaglio era 9, il direttore del Corriere De Bortoli era a 16 e il direttore di Repubblica a 24, non perché controllassero meno di me, ma perché facevano i direttori da più tempo su prodotti più complessi. Quindi cosa vuol dire? Che sono andati ad arrestare il direttore di quello che in quel momento era il giornale che rappresentava
di proprietà della famiglia Berlusconi, che stava conducendo delle battaglie per il garantismo, contro l'invadenza della magistratura, eccetera, eccetera. Eravamo nel pieno della guerra civile per fortuna solo mediatica, tra berlusconismo e antiberlusconismo. Ecco, io racconto questo episodio non per fare la vittima o l'eroe, ma da lì parto per ragionare sul fatto che ci sono delle libertà di espressione meno tutelate di altre. Cioè, io sono stato arrestato perché ero, diciamo così, il front off di un'area politica e culturale che in quel momento andava messa a tacere. Quindi, come dire, fu un atto illiberale, oltre che ingiusto, tanto è vero che poi il Presidente della Repubblica Migrazione e la Corte dei diritti dell'uomo condannò anni dopo l'Italia a risarcirmi per ingiusta detenzione, ma quello fa parte della vicenda penale. Il fatto è un fatto di illiberalità, non si parla tanto che con i governi delle destre la libertà di stampa è a rischio. Ecco, io non immagino che nelle prossime ore un giornalista anti-meloniano, anti-salviniano, possa essere arrestato per le sue idee. Tendo ad escluderlo proprio, categoricamente. Sì, tendo anch'io ad escluderlo. E tra l'altro, ove mai fosse in un paese irreale, ci sarebbe una rivolta dell'intera categoria che scenderebbe in piazza, cosa che io all'epoca non vidi. Obiettivamente io all'epoca no, non vidi. assolutamente la cosa avvenne in una sostanziale indifferenza dei grandi mezzi di comunicazione, della categoria, degli intellettuali, della politica. Per la verità io devo dire della politica tutta, perché io in quel momento certamente non mi sentii per le spalle protette financo dall'area del centrodestra, perché poi accadono logiche strane. È brutto da dire, ma noi giornalisti di destra o di non destra, ai politici di destra o di non destra, stiamo abbastanza sulle palle perché siamo perché li critichiamo, perché li pressiamo, perché a volte li giudichiamo. Quindi noi non siamo simpatici ai politici, nemmeno ai politici che della nostra stessa area culturale. Sì, ne ho nel mio piccolo anche una galleria di esempi, quindi capisco perfettamente quello che intendi. Tu ci hai detto, diciamo, semplificando, io fui arrestato per il mio punto di vista. Perché non è una cosa banale questa? Perché tu nel libro, e secondo me uno dei fili conduttori più importanti appunto dell'eresia liberale, tu rivendichi il fatto di avere un punto di vista, ne fai anche un valore, ci metti in guardia dal trucco del giornalismo senza punto di vista, che a tuo giudizio non può esistere. Tu addirittura rivendichi l'esistenza del pregiudizio in senso letterale, cioè dici chiunque di noi ha dei pregiudizi in testa e legge la realtà attraverso quelli. Ci vuoi spiegare? Ma come dire, banalizzando molto, sostengo che la verità non esiste. La verità è un punto di vista. Su qualsiasi cosa, vale per il giudizio sulla politica, vale per il giudizio sull'etica, vale per il giudizio. Ma pensiamo ai pareri diversi che abbiamo all'interno delle nostre famiglie su tanti temi, anche banali, quotidiani. La verità è un punto di vista, l'importante è avere un punto di vista. Chi dice no, ma io sono super partes, pensando di dire una figata pazzesca, in realtà sta dicendo io sono un cretino, perché un uomo non può essere super partes. Un uomo o etero o gay, o crede in Dio o non crede in Dio, o tifa Milan o tifa Inter, un uomo è o, non è e. Perché allora vorrebbe dire che non ha nessuna idea, nessun ruolo, che gli va bene qualsiasi cosa, no? Invece io rivendico il punto di vista, ognuno di noi ha un punto di vista, io ho il mio, io non credo che il mio sia l'unico punto di vista possibile o immaginabile, perché allora sarebbe un punto di vista sbagliato perché escluderebbe altri punti di vista, mentre essendo un democratico liberale
per me più punti di vista ci sono meglio è, più la democrazia è solida e salda, ma quello che contesto è che invece il mio punto di vista viene ritenuto, il mio punto di vista di liberali conservatori viene ritenuto indegno di partecipare al dibattito pubblico. Come qualcuno di noi mette fuori la faccia e dicono ma Tacci tu sei un fascista. Che modo è di ragionare? E allora io racconto attraverso episodi di vita reale, privata, personale, professionale, politica, la difficoltà, la lotta per fare una roba che invece dovrebbe essere ovvia, affermare il mio punto di vista. Certo. È una lotta quotidiana, è una lotta quotidiana. Ma qual è a tuo giudizio, anche in base alla esperienza nel mondo del giornalismo pluridecennale, cioè qual è la radice di questo doppiopesismo insopportabile? Per cui un certo punto di vista incarna la presunta verità e l'altro invece è un punto di vista partigiano, partigiano in senso tecnico, cioè di una parte. Dove nasce questa schizofrenia, insomma? Ma in Italia nasce dal fatto che non abbiamo ancora risolto, oddio, a mio avviso gli italiani l'hanno assolutamente risolto, la classe politica, intellettuale, culturale del paese non ha risolto il problema della guerra civile che è seguita alla fine del fascismo. E perché non l'ha risolto? E quindi tutto ciò che non è di sinistra è fascista, perché nasce su una grande bugia, che l'Italia è stata liberata dal nazifascismo dai partigiani rossi. Ora, l'Italia è stata liberata dalle truppe alleate. Bene hanno fatto i partigiani rossi, peraltro alla fine della guerra, a scendere, andare in montagna per combattere, ma attenzione, i partigiani rossi sono una minoranza del movimento partigiano, no? C'erano i partigiani bianchi, c'erano i partigiani monarchici, c'erano i partigiani ebrei, c'erano i partigiani. Il movimento partigiano era stato la resistenza è stato un grande movimento variegato al suo interno e conflittuale al suo interno. Alla fine, io non lo so, non c'ero, non so dire perché, di quella cosa lì si è appropriato il Partito Comunista, dice siamo stati noi a liberare l'Italia. Balla colossale, e su quella balla è stato costruito tutto una retorica che ha dato, come dire, che ha dato modo al Partito Comunista di avere un ruolo che altrimenti non avrebbe avuto. E siamo ancora fermi lì, e questo per esistere devi continuare una guerra civile che non ha più senso. Cioè, devi continuare a individuare un nemico. Allora, siccome i fascisti non ci sono più, sì, ce ne sono 3 o 4 sparsi che vanno in giro a fare il saluto fascista, ma sono delle minoranze talmente esigue. Potremmo dire, nel libro racconto come l'Istat documenta che in Italia ci sono circa 1 milione di persone indisponibili alle regole democratiche, sono 400.000 di estrema destra e 600.000 di estrema sinistra, così li ha fotografati l'Istat. Ma quelli non ci saranno sempre ci sono sempre stati, sempre ci saranno, non sono un pericolo perché sono una minoranza che non incide praticamente su nulla. E quindi la sinistra deve far vivere un nemico che non c'è più, no? E l'ha individuato nei liberal conservatori. Se sei un liberal conservatore, sei un fascista, basta, chiudiamola lì. Certo, tra l'altro prendendo a pugni la storia, perché se proprio vogliamo, c'è stato un momento in cui l'unico che era rimasto ad opporsi al nazismo trionfante era il campione forse del conservatorismo occidentale, Winston Churchill, mentre tutto il movimento comunista era sotto il patto Ribbentrop-Molotov, quindi come dire, è una falsificazione totale. Ti volevo chiedere però, tornando anche a degli aneddoti personali, che poi sono stati anche momenti pubblici però, questa operazione
che ebbe secondo me molto a che fare col genio di Togliatti, no? La costruzione di questo monopolio farlocco della Resistenza. Poi tra le altre cose è anche figliato, a mio giudizio, quell'abbaglio, no, della diversità, che per loro vuol dire sempre superiorità culturale e morale della sinistra, no? Degli eredi del Partito Comunista, meglio. Allora tu, diciamo, racconti che fai il tuo esordio da, diciamo, volto televisivo, smascherando in pochi minuti l'ipocrisia di uno dei massimi rappresentanti di questa categoria, che era Massimo D'Alema, no? Sostanzialmente lo hai fatto talmente incazzare che si è disfatta questa retorica sulla superiorità morale e culturale. Ci vuoi raccontare? Sì, eravamo in televisione da Floris, che allora era su Rai 2 con Ballarò, una trasmissione di grande successo. E si parlava, all'ordine del giorno c'era il tema della casa di Scajola, comprata a sua insaputa, cioè Scajola era un ministro degli interni, se non ricordo male, venne fuori che aveva comprato una casa vista Colosseum, c'era qualche pasticcio dietro, e lui disse ma io non ne sapevo niente, ha fatto tutta la mia moglie, fu costretto poi a dimettersi. Tra l'altro fu costretto a dimettersi sulla pressione anche il giornale con un articolo che andò in prima pagina di Vittorio Feltri, che diceva: senti ministro, noi ministri che coprono le case a loro insaputa non ci piacciono, sarai anche il nostro amico, sarai anche di centrodestra, ma per favore togliti dalle palle. E così accade. Quindi Scajola cadde anche e allora D'Alema pontificava su questo scandalo, una vergogna, un ministro, e io lo interrompi e le dissi: scusi onorevole, ma lei è stato l'artefice, è stato trovato con le mani in marmellata nella famosa Affittopoli, no? Affittopoli Certo. fu quell'inchiesta giornalistica, sempre del Giornale, che raccontò come una serie di politici, di VIP, no? Alloggiavano in case di proprietà pubblica per 2 lire, e D'Alema viveva in un attico pazzesco e pagava, adesso non mi ricordo più, ma dico una cosa più o meno a caso, pagava 100 euro al mese in affitto e fu costretto anche D'Alema a sloggiare dalla casa. E gli dico scusi, ma lei parli di tutto, ma non parli di case, perché è ridicolo. Lui perse completamente il controllo, cominciò a insultarmi: lei deve andare a cagare, lei è uno mi disse di tutto, tra lo stupore, no, generale non solo dei presenti, ma anche di chi era davanti alla televisione, e quella fu la fine, adesso forse esagero un po', ma fu la fine del D'Alema politico, perché in quello sfogo violento, aggressivo, Alluse anche alle donnine di Berlusconi, mi sembra una roba. Sì, vada insieme alle donnine, si faccia dare un po' di donnine dal suo amico Berlusconi, cioè perse completamente il controllo. Ecco, ma lì, come dire, si dimostrò in maniera plastica la non superiorità etica e morale dei leader della sinistra, e lì iniziò il declino politico di D'Alema, perché l'imbarazzo fu enorme, perché un leader politico, già presidente del Consiglio, che in quegli anni era ancora, come dire, ai vertici del Partito Democratico, una cosa così era too much anche per la stessa classe dirigente del PD. Indubbiamente, indubbiamente. Senti, ora, al di là del caso D'Alema, che fu molto paradigmatico all'epoca, ma un certo nervosismo, come dire, strisciante della sinistra rispetto all'altro, all'avversario, sempre, quasi sempre, diciamo, caricaturizzato in nemico, forse ha a che fare con questa cosa che tu nel libro sostieni. Tu dici: la destra al governo è stata una variabile non prevista in questo paese.
cioè non prevista dal canovaccio su cui è stata costruita la Repubblica e no, i confini del dibattito politico italiano, e individua il momento in cui questo Cigno Nero appare, nel momento in cui, famoso all'epoca, in cui Berlusconi inaugurando un ipermercato, mi pare, disse: beh, io a Roma tra Rutelli e Fini voterei Fini. Era effettivamente una variabile imprevista e ha, come dire, effettivamente suscitato reazioni era più che una variabile, era un dogma. Cioè, anche qui semplificando, quando i padri costituenti scrivono la Costituzione trovano un accordo molto ampio, e l'accordo politico è facciamo quello che dobbiamo fare, scanniamoci tra di noi, ci allieremo, ma una cosa ci giuriamo di non fare, di riportare la destra al governo di questo paese. Questo fu l'accordo morale, politico tra il PC e la DC sostanzialmente. No? Certo. E questo accordo venne rispettato. La destra, che pure esisteva in Parlamento con l'MSI, era considerata una forza extraparlamentare, nonostante sedesse in Parlamento con l'Almirante e la sua pattuglia dell'MSI, e i voti dell'MSI venivano rifiutati anche se decisivi per decidere qualcosa. Ci sono dei governi che caddero perché si rifiutarono di avere i voti del movimento sociale. Ecco, quel patto, Berlusconi ruppe quel patto. Cioè Berlusconi sta sulle palle della sinistra perché ha vinto le elezioni battuto Occhetto. No, sta sulle palle perché è come se avesse bestemmiato in chiesa quando decise di sdoganare il movimento sociale. Non c'era più Almirante, c'era Fini, e di portare la destra, di dare un ruolo alla destra, allora era Alleanza Nazionale, no? Non solo dicendo io voto a destra, era la prima volta che un liberal conservatore, peraltro già molto famoso, diceva io voto destra. Tanti lo facevano ma nessuno lo diceva, lui lo disse, e poi addirittura quando pochi mesi dopo decise di scendere in campo portò la destra in campo, in un campo di gioco, mentre era sempre stata in tribuna. E questo è il peccato originale per cui è nato l'antiberlusconismo ed è nato l'accanimento anche in arco giudiziario contro Berlusconi. Ha violato un giuramento fatto 70 anni prima, nel momento in cui PC e DC si mettono d'accordo per dire scanniamoci tra di noi, ma con la destra non si parla. Certo, ma questa, come dire, rottura appunto del tabù repubblicano non detto, secondo te si è trascinata, può spiegare anche, per esempio, l'accanimento giudiziario su Matteo Salvini, può spiegare un antimelonismo belluino e pretestuoso, cioè siamo ancora dentro quella trappola lì? Assolutamente sì, siamo ancora dentro perché diciamo così, i protagonisti, cioè gli eredi dei protagonisti di quel patto sono ancora operanti. Ci vorrà tempo perché una classe dirigente giudiziaria, una classe dirigente politica, come dire, vada oltre quell'oltraggio che è stato fatto sdoganando. Io dico, quando si dice sdoganare la destra, sì, la destra politica, cioè in quel caso Alleanza Nazionale, ma Berlusconi sdoganò anche un'altra formazione politica che era ritenuta indegna di affacciarsi sulla scena, no? Che era la Lega di Umberto Bossi. Certo. Io lì proprio c'ero, ne sono testimone. La Lega era considerata assolutamente dei barbari, utilizzabile, assolutamente non utilizzabile, e Berlusconi la portò in campo. E quindi sì, siamo ancora lì purtroppo.
Tra l'altro, riepilogando un po' quello che ci hai detto, cioè la, diciamo, falsificazione della memoria storica da parte di una certa ideologia di sinistra, l'ostentazione della superiorità morale, la riduzione dell'avversario nemico, dato tutto questo, come diavolo si spiega quello che secondo me giustamente tu nel libro chiami complesso di inferiorità della destra, sia politica che culturale, a volte verso il mainstream di sinistra? Cioè, come diavolo si spiega che, dato tutto quello che ci hai detto, addirittura spesso nella politica e nella cultura di destra si accettino le premesse dell'avversario e si sia in perenne sudditanza? Come è stato possibile? È una sorta di sindrome di Stoccolma, cioè innamorarsi o voler essere amati e riconosciuti dal proprio carceriere. Questa è la sindrome di Stoccolma. Eh, da dove nasce? Io non sono un sociologo, uno psicologo, ma nasce dal fatto che insomma, credo che quelli che sono stati tenuti per anni ai margini della, della, della società, della società politica, della società culturale, ogni qualvolta vedono, ogni qualvolta qualcuno gli lancia un tozzo di pane, vogliono prenderlo perché gli sembra di partecipare al grande gioco. È un problema, ed è un problema del quale guarda che sembra paradossale, ma è una sindrome di cui anche financo Berlusconi ha avuto dei momenti da sindrome di Stoccolma, o aveva dei momenti da sindrome di Accidenti, Stoccolma. questo è interessante. Sì, a Berlusconi amava innanzitutto essere riconosciuto dal nemico, cioè, a tutti i livelli, a tutti i livelli. Lui, la sua mi dice: ma perché anche il PD non mi ama? Perché anche quel giornalista lì di sinistra non mi ama? E se il PD e quel giornalista gli aprivano una mezza porticina, e lui si infilava perché provava piacere a essere riconosciuto dal nemico. Devo dire che tra i tanti politici che ho conosciuto ce ne sono solo due che sono stati esenti dalla sindrome di Stoccolma, che sono Matteo Salvini e Giorgia Meloni. No, loro questa cosa non ce l'hanno mai avuta, e per questo sono tra i più bersagliati, ovviamente, no? Perché, Certo. forse sì. Ci senti, direttore, scusami? Sì, sì, Eri, sì. no, è ricaduto un attimo. Comunque, no, giustamente, Mm. questo spiega anche le due leadership, probabilmente, il fatto di non aver sofferto di questa malattia un po' masochista. Eh, ehm, ti volevo fare una domanda, magari tu non sarai d'accordo, totalmente d'accordo su questo, però a me sembra che questo complesso di inferiorità culturale che ci hai spiegato tu, eh, oggi agisce spesso, secondo me, quando esponenti del bel mondo liberale, grandi firme, anche persone che la pensano come noi, banalizzando, si scandalizzano tantissimo, fanno le pulci ai modi sicuramente irrituali, spesso rivedibili, di Donald Trump, perdendo un po' di vista il fatto che però lui in questo momento, piaccia o no, incarna la miglior reazione globale che il mondo conservatore ha messo sul tavolo contro il woke, contro una certa cappa Certo. politica. Non trovi che a volte ci sia questo eccesso di sparare a quello che è il leader del proprio campo a livello Sì, mondiale? no, è verissimo, perché detto che i modi di Trump sono innanzitutto molto americani, Certo. e i modi americani sono diversi dai modi europei, e poi lui i modi americani li esaspera e esce diciamo così, dal protocollo a cui siamo abituati noi in Europa. Eh, eh, cioè fa 10 volte, 100 volte tanto quello che Matteo Salvini piuttosto che Giorgia Meloni hanno fatto in Italia, uscendo dal politicamente corretto, no?
e questo mette certamente molto in imbarazzo i liberali ben pensanti, i conservatori ben pensanti europei e italiani, perché poi ti siedi a tavola e dire, beh, però forse Trump non ha tutti i torti, e subito viene insomma, ma come quello lì? E quindi è così. Dopodiché su Trump io dico che certamente, come hai detto tu, e finalmente e per fortuna ha azzeccato la diagnosi. Cioè Trump ci ha detto chiaramente, con molta forza, senza giri di parole, che abbiamo un problema, che noi occidentali, in particolare noi liberali e conservatori, ma in generale gli occidentali, hanno un problema grosso come una casa, e che è ora di far finta di non vederlo, che bisogna affrontarlo e tutto quanto. Se la terapia è quella giusta o quella sbagliata, lo vedremo. Può essere che la terapia sia sbagliata, questo separerei i due momenti. La diagnosi è il discorso che il suo vice ha fatto, credo fosse a Monaco, sì. sullo stato dell'Europa. Beh, io lo prendo e lo sottoscrivo totalmente in pieno, che poi, come dire, non ha detto cose molto diverse di quello che tu dici ogni giorno sulla tua radio, di quello che io scrivo ogni giorno sul mio giornale, di quello che i leader del centrodestra dicono fin quasi alla noia o alla nausea. Quindi Trump la diagnosi l'ha azzeccata. La terapia, vediamo se è quella giusta. Questo non lo so, e né possiamo saperlo adesso. Le terapie hanno anche dei come si dice, rigetti, no? Quindi certo. tu inizi a prendere la medicina e hai degli effetti collaterali negativi, perché il corpo tende a rigettare quella medicina, e poi bisogna capire se invece col tempo la medicina, il corpo fa gli anticorpi e la medicina comincia a funzionare. Questo è lo scenario che dobbiamo aspettarci. Chiaro. A proposito di scenari futuri, volevo chiudere con questa domanda, che è un po' anche l'ammonimento, diciamo, a tutti i liberal conservatori con cui tu chiudi il libro. Tu dici, letterale, dal vocabolario delle destre andrebbero abolite due parole. La prima è ma, la seconda è ormai. Ci vuoi spiegare cosa intendi? Il ma è, sì, Trump è uno dei nostri ma. Sì, Netanyahu ha esagerato, ma scusa, sì, Hamas ha le sue colpe del 7 ottobre, ma Certo. no, il ma va tolto. Bisogna scegliere da che parte stare, sapendo che tu puoi anche scegliere di stare da una parte che poi perderà la partita. Cioè voi milanisti quest'anno sapete Aia, bene che aia. ma non è che cambi squadra, capito? No, 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 Beh, no. non parlo di me juventino, che dovrei cambiare squadra praticamente un anno sì, un anno no, ma non si può dire sì, il Milan ha giocato male, ma o ha giocato bene, ma togliamo il ma, scegliamo da che parte stare, sapendo che nessuna parte è il paradiso terrestre, nessuna, né il paradiso terrestre, né abbiamo sempre compagni di viaggio all'altezza del viaggio, ma bisogna scegliere da che parte stare, e quindi togliere il ma. La seconda è togliere ormai, che dice sì, ma ormai è troppo tardi per cambiare l'Europa. Sì, è vero che c'è quel problema, ma ormai è difficile risolverlo. Togliendo i ma e gli ormai, io credo che si possa ritrovare un senso di appartenenza, un senso di voler cambiare le cose che secondo noi non funzionano. Certo, diciamo che l'eresia liberale è un'eresia combattiva, ci stai dicendo, no? Rispetto a Sì, certo certo. liberalismo da salotto che ha un po' dimenticato questo aspetto Certo. combattivo. Certo, e purtroppo, come ci siamo detti prima,
ad alcuni mondi liberali, perché poi i mondi liberali e conservatori sono variegati, no? Certo. Come dire la sinistra, cioè, sai, noi semplifichiamo, diciamo la sinistra, ci sono tante sinistre, per esempio c'è una sinistra liberale, no? Verissimo, C'è una verissimo. sinistra socialdemocratica, però poi dopo ci sono tante sinistre che a me non piacciono. E il mondo liberale conservatore più o meno è la stessa cosa, ci sono tante declinazioni. Per alcune declinazioni l'idea che i liberali e i conservatori debbano anche sporcarsi le mani dice ma no, ma non si può fare, e invece bisogna farlo, Non non si può fare, se no si rinuncia alla bisogna farlo. politica, certo. Assolutamente. Allora, nonostante la metafora calcistica che hai scelto, io ti ringrazio comunque di essere stato con noi e ti auguro un buon lavoro. Grazie a voi. Ciao direttore. Grazie. Ciao, a Grazie. presto.